Buonasera, benvenuti. È il gioco del mondo, è il racconto di una persona, di un personaggio attraverso le caselle della vita, un dado, una pedina, la sorte, ma non troppo. Staremo a vedere. Questa sera c'è un personaggio che si chiama Trapp, semplicemente. Giovanni Trapattoni. È inutile che presenti la carriera di un giocatore stravincente, di un allenatore che ha vinto di tutto e di più e che ha fatto di tutto e di più in squadre grandi, in squadre medie, in squadre piccole, sempre con la passione e la voglia che ha ancora Giovanni Trapattoni di andare a cercare una panchina da allenatore. Sì, buonasera a tutti. Beh, direi che, lo dicono gli psicologi, i filosofi, se sei innamorato del tuo lavoro, se la salute ti regge, hai sempre dei punti di riferimento, quindi la voglia di non fermarsi mai, fino a che madre natura poi te lo impedisce. E quindi presto vedremo il Trapp quelque part. Allora, una pedina da scegliere fra il matto, il fool, fra gli innamorati, l'imperatore, l'eremita, la morte in senso positivo, la rinascita dopo l'abbandono e la fortuna. Nel calcio conta anche quella. Quale sceglie Giovanni Trapattoni? Beh, sarà in dubbio fra la fortuna e il matto, perché sono abbastanza molto vicini, no? Cioè hanno delle similitudini, ecco. Diciamo fortuna. Scegliamo la fortuna, che fortuna. molto spesso si costruisce con le proprie mani, però nel calcio un episodio può anche essere fortunato o sfortunato. Allora, alla partenza la pedina della fortuna e la ruota della fortuna, il dado, e vediamo dove porta questo dado nel gioco del mondo del Trapp. 2. Allora, cominciamo dal 2. 2 è il mio diario. Come comincerebbe il mio diario di Giovanni Trapattoni? Beh, comincerebbe da quando, parlando di fortuna, mi trovo da imprenditore litografo proiettato in una scelta di squadra che mi voleva una delle società di Milano più importanti. Quando avevo già un accordo verbale col presidente, puntualmente arriva il Milan, ecco lì dove mi trovo in 3 giorni da una squadra, sì, famosa, milanese, invece proiettato su una squadra come il Milan. E quindi il tracciato e dopo i ragazzi già verso questo Milan in cui ho giocato. Ecco, questo momento di fortuna che mi coinvolge poi mi ha portato dove sono arrivato. Sarebbe l'apertura del diario. Ma lei tiene un diario? Devo dire che ho sempre tenuto un diario calcistico, gli allenamenti, puntualmente, anno per anno, giorno per giorno, le condizioni dei giocatori, e ce l'ho tuttora, l'ho sempre avuto, anni e anni di diari sugli allenamenti. Che lei tiene e se qualche giocatore guardasse dentro lì scoprirebbe anche delle frasi o dei concetti che proprio non amerebbe? No, quello no, perché sono stato sempre molto così equilibrato nei giudizi che sono anche nei giudizi verso i giocatori. Capisci, sono stato calciatore con i miei difetti, con i miei pregi, e ho avuto la fortuna di avere lo stesso equilibrio nel giudicare i calciatori, quindi dopo un po' che fai l'allenatore ti rendi conto, è molto importante nella valutazione psicologica, psicofisica del calciatore, quindi ti porta poi a dare anche verso le società delle impostazioni degli acquisti, cioè il perché scegliere uno o scegliere l'altro. Diciamo che questi diari mi sono serviti più per mantenere in 10 mesi, 11 mesi di attività quegli equilibri, sia risultati positivi che negativi. Non verranno mai pubblicati i diari del Trapp? No, li ho dati solo ad un carissimo amico che tra l'altro risiede qui in questa zona qui, perché è un carissimo amico che mi segue, appassionato, e conosce un po' questi diari e la mia storia. Andiamo avanti col dado nel percorso di Giovanni Trapattoni.
2. La seconda volta 2. Seconda volta 2, vittorie in trasferta, 1-2. Le vittorie. Che casella è? Il dado non mente e qui non c'è caso. Qual è stata la vittoria che è ancora nel cuore del trap? Ce n'è forse più di una, perché... Sono tante. Ma quale caratteristica deve avere una vittoria per essere gioita fino in fondo? Ci sono la vittoria che costruisci da responsabile da allenatore. Quindi credi al lavoro che fai, scegli i giocatori e professi un po' quello che è il tuo calcio, l'idea del calcio. Però poi c'è la vittoria invece da calciatore, dove arrivi a vincere una Coppa dei Campioni, arrivi a vincere il primo campionato d'Italia, arrivi all'esordio in nazionale. Quindi le vittorie per me sono state, ecco perché ho scelto la fortuna, è una sequenza di vittorie, di casualità, di appuntamenti che ho trovato lungo il mio cammino, che mi hanno dato tutte queste enormi soddisfazioni. Quindi non ne ho una particolare. Però poi c'è il contraltare, l'altra faccia della medaglia, la sconfitta. Ce n'è una che fa male per come è maturata? Sì, c'è una sconfitta che fa male perché era la prima e poteva essere la prima anche per una squadra italiana. Ricorderò sempre Atene, siamo arrivati alla finale di Atene dopo aver vinto con un solo pareggio, aver vinto tutte le qualificazioni della Coppa dei Campioni, quando tutto il mondo bianco e nero riteneva, da parte del soggetto, perché avevo già visto questo Amburgo, l'avevo osservato 3 volte di fila e ritenevo che fosse una squadra veramente forte, solida psicologicamente, tecnicamente, e lì abbiamo subito questa grande, una sconfitta solo in un gol ad Atene, quando tutto il popolo bianco e nero, convinto, era lo stadio pieno solo di tifosi bianconeri. Quella non è che mi fece male, perché io sapevo delle difficoltà, però ha fatto male a moltissimi. Ci siamo rifatti l'anno dopo, quindi ho avuto subito la fortuna di rovesciare di vedere l'altra faccia della medaglia. Sì. E invece la sua reazione dentro alla eliminazione della sua Irlanda per un gol irregolare di mano di Henry? Beh, devo dire che purtroppo Domenech, che era il collega francese, dopo questo episodio, prima di entrare nello spogliatoio, mi abbracciò e mi disse, in questo dialetto accento francese, dice: Giovanni, tu connais le football, conosci le vicende del calcio? Ho detto sì, conosco. Purtroppo quando riesci a costruirti una squadra, dopo più di 12 anni che questa squadra nazionale non si qualificava, e arrivi che per una svista, usiamo questo termine, arbitrale, e non vieni qualificato, rimane l'amarezza, perché poi dopo tu conosci il calcio, sai che non sempre si ripete la stessa stagione. Poi ci siamo ritrovati ancora, poi successivamente il cammino è conseguito poi fortunatamente, arrivando appunto anche al mondiale, alla qualificazione. Però queste sono delusioni, perché passano le generazioni, passano i giocatori importanti, e questo è un passaggio a livello difficilissimo e delicato. Cosa ha detto ai giocatori dopo quella sconfitta? Beh, devo dire che i giocatori, quando rimangono molto delusi, tutti a testa bassa, così, sei tu la persona che ascoltano di più e che gli deve dare coraggio. Gli deve dare coraggio morale, perché da parte loro, come dopo qualsiasi grande sconfitta o certi traguardi finali di Coppa dei Campioni che abbiamo perso, tu devi ripartire, incutere ancora in loro il coraggio, la convinzione, far sì che non sia demagogia, ma proprio convinzione di ciò che è, e loro si rendono conto di questo. Allora, andiamo oltre vittorie e sconfitte, perché potremmo scrivere un romanzo, altro che un diario sulle partite. 2-2-6. Allora, vediamo dove arriviamo. Allora, 1, sì, 2, 3, 4,
5 e 6. Beh, qui arriviamo all'oratorio, che è un luogo chiave per il calcio. È stato un luogo chiave anche per il trap. Sì, devo dire che ai tempi in cui ero ragazzo, campi di calcio, sì, nel mio paese, a Cusano Milanino, ce n'era uno, ma giocava la Serie C, quindi era proibitivo per noi. Poi noi da ragazzini, dove sono cresciuto veramente è stato l'oratorio, dove questo campetto in terra battuta, e facevamo queste partite a 5, a 6, e devo dire che lì sviluppi un po' quella tecnica, quell'entusiasmo, quindi devo dire che giocavamo delle ore, magliette sudate, scarpe rotte, perché allora non c'erano scarpe di calcio, la mia famiglia, tanto è vero che mio padre qualche battuta le ho prese anche perché rompevo le scarpe, le scarpe buone, e quindi devo dire, però è stato, diciamo, la fucina proprio di alcuni, tanto è vero che altri miei colleghi hanno avuto anche loro l'opportunità di andare in squadre poi di Milano, meno fortunati di me perché non sono arrivato al Milan, però sono arrivati in Serie B, sono arrivati in altre squadre professioniste. E oggi non c'è più l'oratorio, c'è molto meno, manca qualcosa. Adesso parliamo in chiave calcistica oltre che in chiave sociale. Oggi le scuole calcio cominciano a 5 anni. Sì. Beh, diciamo che c'è molto meno. Diciamo che l'oratorio oramai è passato in secondo, anche perché sono cresciute le scuole calcio. Le scuole calcio, questi gruppi oramai di società che hanno sì un'influenza notevole e fanno sì che i ragazzi appunto possano avviarsi attraverso il tesseramento, attraverso già questa scuola anche settoriale di età, con dei maestri che io dico sempre che devono essere molto attenti e non fare gli allenatori di prima categoria, perché questi ragazzi sono talmente così entusiasti e bravi, preparati, che vorrebbero che questi ragazzini li allenano come se fossero giocatori di Serie A o addirittura delle riserve di Serie A. E invece devono essere preparati loro per primi a preparare i ragazzi nella tecnica, in quello che è poi... E anche un po' di gioco libero, no? Di quello appunto che deve essere un gioco di libertà e sviluppare le loro qualità naturali. Ecco. Anche alla scuola del campetto. Senza dubbio. Allora, via dall'oratorio, che è stato, abbiamo visto, è interessante, un momento chiave della storia di Giovanni Trapattoni, e vediamo che ci capita. Allora, facciamo un 6, 2-2, 5-6, 2-2, 6-6, 3, 4, 5 e 6. Questa è una pagina bianca, la scrive l'ospite, la scrive lei. Com'è oggi Giovanni Trapattoni? Come si sente? Che persona è? Credo che di essere una persona che mia moglie a volte mi rimprovera che sono troppo buono. Io ho sempre dato molta fiducia, forse mi sono trovato anche a dare eccessiva fiducia a tutti, senza scrivere. Per me una stretta di mano valeva e vale il rapporto di amicizia, vale il rapporto di serietà, di correttezza. E poi mi si dice che purtroppo ti rendi conto che non è più il tempo della stretta di mano, perché mantenendo questo atteggiamento però nella vita non si cambia, anche se a volte ricevi delle scottature brucianti, però il carattere non si cambia. E devo dire che per me questa pagina qua è sempre una pagina che a volte mi ricredo e dico, bisogna che mi faccio non più furbo, però più attento, perché quando subisci dei torti, e mi riferisco se c'è gente che ti ruba, e allora ci rimani male, ma ci rimane male perché dici, perché questa persona a cui ho dato fiducia mi tradisce, mi ruba? Ci rimani più male per questo, però il carattere a 70 anni non... Però nel calcio le è successo di aver rimpianto di aver dato fiducia, di aver dato la stretta di mano e avendo ricevuto una coltellata o uno sgarro? No, devo dire di no. Nel calcio no, perché mentre ho sottolineato il fatto della fortuna, mi ritengo fortunato che chi scrive anche nella mia carriera, giornalisti o rapporti professionali, colleghi o no, noto che c'è un rapporto affettivo e so che non è ipocrita.
E quindi questo rapporto mi gratifica molto perché se stimano la mia persona, stimano il mio modo di comportarmi, stimano il mio rapporto di uomo e di professionista, e quindi devo dire che questo già mi dà una soddisfazione enorme. Ma questo veniva già da giocatore, Beh, devo dire questa che stima? sono nato così e ogni tanto mia moglie mi rimprovera e dice tu sei troppo buono, dai fiducia, però dico io sono sempre stato gratificato di questo e non è che a 70 anni puoi cambiare. La verità è che nonostante qualche ho dato la guancia, mi sono beccato Qualche anche scapaccione. anche dall'altra, insomma. Allora, oltre la pagina bianca del trap, vediamo cosa c'è. Il dado è suo. Questo è un 4. 4. Poi la prossima sarà Sì. ancora un 4. 2-2, 6-6, 4-4. Non è uno schema calcistico. 1, 2, 3, 4. Beh, qui siamo ai giochi. Anche qui nulla è casuale, l'oratorio è la Sì. chiave, il calcio è un gioco. Quando ha detto Trapattoni per me diventa un lavoro, e si è reso conto di avere le doti e la forza per farlo diventare un lavoro? Beh, devo dire che quando inizialmente ho sottolineato che avevo intrapreso il lavoro di tipografo, e quando il Milan si fece avanti, ma allora e venne a casa di mia madre era vedova, ero l'unico sostegno della famiglia, e l'allenatore disse: sa signora, noi sicuramente suo figlio magari non diventerà un campione, però siamo convinti che possa avere una strada per poter mantenere lei. E io però nonostante questo, devo dire che sapevo che ero agganciato ad un filo legato alla fortuna, gli infortuni che anche altri miei colleghi hanno avuto, e quindi ho continuato a fare la mezza giornata di lavoro per mantenermi. Ero un compositore tipografo e dico male che vada, torno a fare il compositore tipografo. E utilizzando il pomeriggio, quindi mangiavo dei panini, poi andavo direttamente al campo, e quindi ho mantenuto questo legame con il lavoro, non per paura, perché sapevo che il pallone poteva girare Di qua. a sinistra o a destra, o gli infortuni, fino a che dopo l'esordio in prima squadra con il Milan, quando appunto gli allenatori allora Viani e Rocco dissero ma signora, suo figlio sicuramente potrà mantenerla, allora staccai dal lavoro e ho cominciato a fare gli allenamenti tutto il giorno, e quindi ho diviso lì, è stato il momento del passaggio a livello che mi ha portato. Che l'ha portata a Sì. dire adesso Sì. vado. Allora, avanti dal gioco per vedere dove andiamo. Un altro quadro. Avevo detto, è matematico, c'è molta matematica nel suo calcio. Sì, difatti c'è molta matematica, che sono proprio, guardo le sfumature e i particolari che ti portano a ottenere i risultati. E quindi non è un caso che 2-2, 6-6, 4-4. Il 4 la porta al cinema. Lei va al cinema, guarda film, Devo dire ci che riesce? non sono un grande appassionato di film, perché insomma sono sempre buttato su quello che è la mia professione, perché qualsiasi gara, qualsiasi particolare mi dà l'opportunità di analizzare. Ogni tanto parlo anche con questo mio amico e collega che è qui appunto di Lugano. Dopo le partite lo chiamo alla fine del primo tempo e dico: cosa hai notato, Jerry? Cosa hai notato? È Jerry Gerosa, Jerry Gerosa. che ha lavorato con lei anche in Irlanda. Esatto. E allora cosa è successo in quel momento? E lui ci pensa su un po', perché non sempre entra in quello che è la mia testa o il particolare. E quindi devo dire che più che film sono proiettato a guardare sempre i DVD, rivedere le squadre che devo incontrare e anche i momenti in cui mia moglie vede il cinema in televisione o E lei altri programmi e e io sono dall'altra parte. Guardo. Riguarda anche vecchie partite sue? Sì, devo dire che qualcuno della storia sì, perché rivedere Milan-Benfica, rivedere la Coppa dei Campioni, rivedere alcune partite internazionali ti servono a darti conforto di quando fai delle scelte, perché
giocare in Scozia, giocare in questi confronti internazionali dove la fisicità, dove la forza atletica e l'interpretazione arbitrale ha un 90%, ha un peso notevole, e ti conforta in quello che è la tua convinzione, perché poi diciamo, usiamo il termine i media, che poi sono i giornalisti così che usano la teoria, e non sono stati sul campo, non sono passati attraverso il camino. Oggi è il periodo in cui si parla di questo, e allora questo ti dà il conforto di dire il calcio internazionale è diverso da un calcio nazionale, perché l'interpretazione arbitrale, l'interpretazione degli attori in campo è molto diversa. Ha mai rivisto, non so se c'è integrale, la partita in cui lei non fece toccare palla a Pelé? Sì, devo dire che ce l'ho anche come DVD, anche se ecco, quando ho toccato il tasto, l'argomento della fortuna, io ho queste parentesi di fortuna dove sono stato trainato, risucchiato dalla grande fama di questi grandi calciatori. Uno è Pelé, l'altro è stato Cruyff, l'altro è stato Eusebio. Quindi erano giocatori che in quell'epoca hanno segnato un'epoca decennale dei più grandi nel mondo, non d'Europa. Io, essendo il loro diretto avversario, essendo un giocatore che mi applicavo molto sulla marcatura, quando poi mi sono trovato ad analizzare il perché c'è stata questa mia prestazione che è andata nei giudizi, è andata oltre a quello che io ritengo di aver fatto, analizzandola ho capito il perché questi giocatori così grandi hanno deluso l'aspettativa del pubblico. Quindi il pubblico che Pelé a quell'epoca... il grande numero. I numeri. Cruyff, non parliamone, Eusebio uguale, i Puskás e tutta questa gente qui. Cioè, il fatto che io fossi così diligente ad essere vicino a loro, far sì che il compagno non gli desse il pallone, perché il segreto non era tanto perché se gli dava il pallone al compagno... Questo andava. Questo andava. Diciamo che qui c'è proprio un legame di fortuna, perché sono stato risucchiato dalla loro fama, dalla loro bravura, e sono diventato famoso legato a Trapattoni, che non ha fatto toccare il pallone a Pelé. No, è che Pelé non gli è andato la palla. Perché Trapattoni vedeva già qual era la posizione per non fargli arrivare. Io avevo anche, sì, devo dire anche che nel senso dell'anticipo, io ho sempre avuto l'intuizione, il passaggio, tanto è vero che ancora adesso in panchina a volte vedo che il giocatore dà la palla, dico, ma non puoi dare, vedi che non è, cioè diciamo che è il sesto senso che anche ogni professione ha. Però in questo è stato fortunato, perché il mio nome è stato trainato dai più grandi. Non si abbassi, è stato fortunato perché trainato dai grandi. Trapp ha fatto una carriera da calciatore stratosferica. Ho fatto una buona carriera, sì. Allora, il dado per andare alla prossima stazione, questo è un 5, poi il prossimo sarà un 5. 3, 4 e 5. Vicolo Cieco. Vicolo Cieco. Vicoli Ciechi ne ha incontrati nella sua vita, cioè a un momento in cui dice no, da qui non riesco ad uscire. Devo dire che professionalmente no, perché ho dei luoghi comuni che mai dire mai, non dire gatto se non sono diventati proverbiali. E quindi sono stato sempre piuttosto legato al mio carattere di non rinunciare mai alla possibilità di uscire da questi. E devo dire che finora non ho avuto vicoli cieco. Oggi sono, come abbiamo appena accennato inizialmente, in un vicolo dove devo stare attento a quale direzione prendere, perché ho varie direzioni, ho vari inviti, non devo sbagliare il vicolo. Potrebbe essere per assurdo un vicolo cieco, però devo essere molto attento, sperando ancora nella fortuna di scegliere il vicolo giusto. Non per niente ha scelto la ruota della fortuna che l'accompagna un po' in tutto il percorso. A proposito di vicoli ciechi, non ne ha incontrati, però le ha fatto male passare per difensivista a oltranza nei media, nella stampa, a volte anche nel pubblico? Beh, devo dire, il pubblico generalmente
non è plagiato, ma io sono sempre piuttosto sereno nell'accettare il giudizio di chi ignora. Sono meno sereno se il critico, allora mi confronto, perché il confronto dico, analizziamo il perché. Perché quando sostenevo poco fa, in campo il pallone è uno solo. O ce l'ho io e voglio andare in gol, o ce l'hanno gli altri e dobbiamo prenderlo. Perché ho trascorsi, questi sono i libri, i diari, dove il più grande Milan della storia, io ero all'Inter, noi abbiamo realizzato più reti del grande Milan di Sacchi e subendo meno gol. Però questo Milan era un Milan stratosferico nel gioco, che ha fatto grandi risultati. Noi abbiamo fatto più reti. Questo non lo sanno, io lo so perché c'è il libro, lo dicono le statistiche. Allora però ci sono dei luoghi comuni che fanno sì che... Era l'Inter del record di punti nel campionato, noi abbiamo fatto quando valeva 2 punti la 77, vittoria. E quindi devo dire che sono anche molto sereno, perché sai, chi ignora non posso mica, chi legge così. Tante volte dico, io a un suo collega ho detto, senti un po', mi fai una cortesia, questo è l'almanacco, l'avete scritto voi, mettiti solo, vai a casa, ti documenti, poi dopo ne parliamo. Torni a fare le domande. Sì. Ma perché proprio, perché c'è stata una ventata. Io ho giocato al calcio e ho seguito le evoluzioni. Poi c'è stata una ventata Sacchi è stato molto bravo, di teorici che hanno, però l'unico che ha continuato e ha fatto strada è stato Sacchi, bravo, applicato a tante cose, però con dei gran campioni. Perché quando non è andato, che era a Piacenza, o è andato poi in Spagna, pur avendo grandi campioni, se n'è tornato via perché non riusciva a far fare a loro, e parliamo di Madrid. E quindi io che avendo giocato al calcio sapevo che potevano esserci dei limiti, e quindi questo fatto ha fatto in modo sempre che fossi molto sereno anche nell'accettare i giudizi. Quindi so perfettamente se ho ottenuto successi, li ho ottenuti con il gran campione. E soprattutto poi, segnando dei gol e non solo. Non solo. Qualche volta però qualche 1-0 difeso fa parte del gioco. Devo dire, grazie anche questa è un'osservazione molto acuta. Pensi che gli ultimi 12 ce li ho segnati. Mm-hmm. Abbiamo vinto la prima Coppa UEFA, che gli ultimi 12 minuti con l'Atletico Bilbao, che proprio in questi giorni ha fatto ancora dei risultati eccezionali, non abbiamo superato la metà campo. 12 minuti a Bilbao, abbiamo vinto al mercoledì la finale a Bilbao, abbiamo giocato a Palermo l'ultima partita di Coppa del campionato, segnando con Boninsegna 1-0, vincendo il campionato. In 3 giorni potevamo perdere la finale della Coppa dei Campioni e il campionato, perché avevamo il Torino a 50, abbiamo vinto a 50, a 51 era il noi, famoso campionato 51 e 50. A quei tempi valeva 2 punti a vittoria, 50 e 51. Devo dire che 12 minuti non abbiamo superato. Bettig ha fatto il miglior stopper, era il centravanti, ha fatto il miglior stopper della nostra squadra, però ci hanno schiacciato là e non uscivamo dalla metà campo. Quindi questo ci può stare e anche l'avversario gioca. Sì. Potremmo fare 30.000 tiri, ma questo è l'ultimo di questa mezz'ora. Siamo a 1 e andiamo su una casella da questa parte. Stiamo girando di là. Andiamo verso l'amicizia. L'amicizia. È un valore profondo. Sì. È possibile coltivare amicizie nel calcio? Nel calcio è molto difficile, perché non voglio dire che c'è anche molta ipocrisia, però possiamo usare un termine, che ci sono delle opportunità che vengono, se non sfruttate, che è un termine brutto, vengono utilizzate per dei fini a scopi di interesse. Per me l'amicizia incomincia, lo ripeto spesso questa parola, è come amore, hanno la lettera maiuscola.
l'amore e l'amicizia per me hanno una lettera maiuscola, che significa chi trova un amico, c'è il vecchio detto, trova un tesoro. L'amicizia è una cosa unica. C'è chi... io per amicizia perdo dei soldi, perché? Perché ecco, do fiducia. Per me è un valore immenso questo. Beh, questo devo dire che, lo dicevo, potremmo andare avanti 3 giri, però è un grande finale, perché dice che Giovanni Trapattoni, grande campione, allenatore stratosferico nelle vittorie e soprattutto un uomo profondo. Io ringrazio molto Giovanni Grazie a Trapattoni lei. per essere stato con noi. Non abbiamo parlato di mondiali che arrivano, di nazionali, ma ci sarà tempo, le trasmissioni sportive Vedremo la la prossima chiameranno volta. sempre e volentieri. Grazie dunque a Giovanni Grazie a lei. Trapattoni, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito anche questa domenica, e l'appuntamento naturalmente è per domenica prossima, come sempre 19:20, dopo il quotidiano.